Bentornati in un altro episodio di Spacchettatega. Come vedete oggi abbiamo letteralmente una montagna di pacchi. Vedremo della nuova attrezzatura per il laboratorio, per i miei lavori e alcuni prodottini che mi serviranno per progetti futuri. Sarà un episodio bello cicciozzo, per cui mettetevi comodi e cominciamo subito. Li teniamo per dopo e cominciamo da quelli più piccoli. Ok, cominciamo da questi che sono sicuramente più... Come vedete questi pacchi qua mi arrivano da Bostik e mi serviranno per alcuni progetti futuri. Allora, nel primo pacchetto, come vedete, d'altronde anche il buon vecchio Mario è entrato a far parte della Bostik Squad. Anche Bostik è diventato sponsor del canale, magari vedrete spesso loro prodottini che mi aiuteranno a realizzare dei progetti veramente interessanti, tra cui uno è già in programma, infatti lì dentro ci sono già le cose. Penne e pennine. Allora, ho chiesto a loro una varietà di prodotti in generale. Abbiamo il nastro gaffa, il grizzly tape, il classico Bostik 99 che come vedete è già aperto, che l'ho già utilizzato in realtà. E negli altri pacchi dovremo avere anche qua una serie di colle, tra cui Legno Max, Legno Max 2, rimuovi silicone, Bostik super chiaro, il mitico Super Bond, rimuovi colla, ferma filetti e qua ce n'è un botto raga. Altre, letterina, caro Big Rock, non vediamo l'ora di vederti in azione. Yeah! Secondo pacco si continua sul Legno Max perché è proprio questo il prodotto che mi servirà per i progetti, oltre a un'altra scorta di Super Bond. C'hanno acrilica, no problemi. Grazie mille Bostik ovviamente per avermi dato fiducia e per supportare i miei progetti. Proviamoci la maglietta al volo. Vi dirò raga, bella strettina. Passiamo al secondo. Come vedete me lo manda Nata Abrasivi. Li ho contattati per avere principalmente un supporto tecnico su uno dei prossimi progetti che dovrò andare a fare, in cui serviranno abrasivi. Spoiler che non è un lavoro principalmente... Wow! Non è un lavoro principalmente di falegnameria, sarà un misto di materiali, penna adesivi, block notice. Abbiamo dei fogli, dello Scotch Brite. Abbiamo spugnette abrasive, abbiamo rotoli abrasivi, del polish per lucidare, bianco e blu, dei dischetti per le levigatrici, quelle pneumatiche, e dei dischi per smerigliare, mentre dentro la scatola qua abbiamo sempre dischi per grattare di grana 120 e dischi, questi qua sono tipo polish o roba diversa e sono tutti diversi raga, che spettacolo. Sono veramente fighissimi. Per chi mi segue su Instagram l'avrà notato, ma magari alcuni di voi anche, ho passato l'ultimo mese e mezzo bloccato con la mano perché mi sono fratturato il metacarpo. Purtroppo non sono ancora tornato al 100% delle funzionalità della mia mano, ho i legamenti ancora un po' intorpiditi, ma tornerò presto a fare lavorazioni un po' più complesse. Partiamo dalle cose un po' più piccole. Non vorrei sottovalutare questa parte di riabilitazione e poi effettivamente avere problemi a lungo termine, per cui portate pazienza se ci saranno un po' di video spacchettatega o pochi progetti, ma la frattura mi ha fatto saltare tutti i piani di settembre, i lavori che avevo, delle entrate che dovevo avere, per cui portate pazienza, ritornerà tutto e sempre più forte di prima. Nata è un'azienda veneta che sta qua sul Padovano, che è stata indispensabile per la scelta di questi prodotti per realizzare al meglio il progetto. Vi lascio sotto in descrizione ovviamente tutti i loro contatti se volete dare un'occhiata ai prodotti che hanno. Qua dentro invece ci sono dei prodotti che mi servono sempre per questo progetto qua, vediamoli subito. Ma intuibile, questo qua arriva da Crollit. Vuoti, via. Raga, il tappetino in silicone della Rockler. Questo è in più rispetto. Sostanzialmente a loro ho chiesto se mi potevano fornire tutti quei piccoli elettroutensili pneumatici che mi serviranno per quel progetto lì, in combinata con gli abrasivi. Per cui abbiamo una levigatrice a nastro, una levigatrice col plattorello da 50, utensile da taglio pneumatico, abbiamo la smerigliatrice, una pistola, va bene, e ovviamente i nastri abrasivi per la levigatrice. Questi sono grana 60. Però questo raga, questo lo apriamo subito. Oh. Spettacolo.
Wow. Però questo non so se è quello più grande, eh? Mi sa che ce n'è un altro che è ancora più grande. Raga, per chi non conoscesse il tappetino della Rockler, si vada a fare un giro sul loro sito. È fatto con quella gomma in modo che non si attacchi niente, pittura, resine, colla, si stacca tutta. Veramente bellissimo. Sa proprio di Rockler. Spettacolo anche questo tappetino, è veramente mozzafiato. Ora, ovviamente questi qua non è niente di particolare da vedere o da fare, sono attrezzi pneumatici. Ve li farò vedere meglio in azione durante quel progetto che, se tutto va bene, devo iniziare a breve, se non avrò altri contrattempi dovuti ad altre sfortune che mi succedono ultimamente. Cavoli, devo farmi un cassetto della roba pneumatica. Questo, raga, ve lo giuro che non lo so cos'è. Ma dai, ma dai! Oddio, che figata! Siete pronti anche se è storto? Wow! Boom! Bella! Very nice! Di questa non c'ho più forza nelle mani, raga. Oh, questa proprio non me l'aspettavo e c'è proprio il buco a parte. Tra l'altro quella lì mia vecchia non funziona neanche più, cioè non funziona adeguatamente. Poi vedete qua abbiamo la levigatrice oscillante della Triton modello TSP ST 450. La sigla sta per Tega Super Power Super Tega. Questo è proprio la sigla. Mi ha chiamato Triton oggi, mi ha proprio detto che sta proprio per questo. Un botto di roba. Primo, manualini. Ok, un po' di robe. Bello. La particolarità di questa mi sembra di aver capito che, a differenza del modello classico che quindi ha il cilindro che è oscillante, a questa puoi installare, wow, a questa non abbiamo più niente qua dentro. A questa è possibile installare anche questo, quindi avere sia il cilindro oscillante che si alza e si abbassa che il nastro. Molto molto comodo, ovviamente. Poi qua cosa abbiamo? Madonna, che gomma piena questa. Abbiamo i cilindrotti, abbiamo le varie misure, qua invece abbiamo i vari tappi superiori, le chiavi che metteremo qua, il nastro questo e la macchina. Oh no! Come? UK EU. Andiamo sempre ad occhio perché a noi piace andare ad occhio. Questo da mettere qua, a mio avviso. Qua ci sono degli slottini per qualcosa. Forse questo è solo per l'albero. Non viene più via. Oddio, ho già fatto un cazzo di danno. Eccolo, con la testa, raga. Tubo. Ok, abbiamo il pianetto che si regola da 45 a 90 gradi. Ok, e questo a cosa servirà? Che dite, una letta gliela diamo così evito di spaccare tutto come al solito? Sì, ma sono troppe, poi non c'è neanche un'immagine. Questo libretto è una truffa. Ah, c'è una vite, io non lo sapevo. Dentro c'è la spina tedesca, i contatti, tu metti questa, la giri, avviti e hai la spina inglese. Super intelligente, ma non ci serve. Mi sembra che lavori decisamente bene. La mettiamo al suo nuovo posto, che è qua dietro, e questa l'abbiamo fatta. Sapete tutti ormai quanto io sia ossessionato dall'organizzazione. Crollit ovviamente arriva in mio soccorso con uno dei prodotti che mi svolterà tantissimo i lavori. Voi vedete, non so neanche come fare. Oh, ma questo è il sotto. Non so se riesco. No, che non riesco. Potrei fare però così. Oddio. Aiuto! Ma perché devo complicarmi la vita? Ale! Wow! Che belle! Spettacolo!
belle! Allora le tiriamo giù e le vediamo una a una queste qua adesso. Ah, wow! Raga, ma sono fatte benissimo. Ah, quindi belle! Che figata! Ha anche la guarnizione qua. Seconda, un po' più alta di questa, scomparti qua in alto. 1, 2, questo qua c'è un groove a 45 gradi qua sopra che sicuramente servirà per mettere e per tagliare dei tondini o comunque. No! Ma dai! Catoline! Beh, è una delle cose più belle, raga. Ma dai, bellissima anche questa. Arriviamo alla penultima. Ma dai, ma questa è proprio da gente professionale. Questa qui è alta come due di queste, perché? Ah, ma forse questi servono per agganciarsi uno con l'altro a fianco? No, dai, non può essere così figo. La terza è alta come le due precedenti, così si può mettere e lavorare sulla stessa parte. Di sopra questa non ha gli scomparti come questa qui, ma ha lo stesso groove a 45 gradi per mettere il tubo, comunque per appoggiarsi. Oltre a questo ha anche due T-track. Guardiamo dentro, mi sembra di aprire una valigia. No, no, ma dai, c'ha già tutti. Questo? Ah, vaschette. Spettacolare, spettacolare. Ma sono bellissime, raga. Cioè, guarnizione, la plastica veramente non si spaccano queste. Water and dust proof. Ma dai, queste qua sono attrezzature che verranno sempre con me quando andrò a lavorare in esterno da un cliente o a fare una consegna. Voglio che siano organizzate al meglio per avere, quando mi serve, una cassetta pronta per prendere e uscire. Quindi devono essere tutti doppioni di cose che ho. Farmi un kit da portare via, che sia sempre pronto all'uso. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe un video del genere, dove ci mettiamo, facciamo tutti i supportini su misura con la schiuma, li tagliamo col laser, tutte le robe al loro posto, e capire magari quali sono le cose fondamentali che io mi porto quando vado fuori da un cliente. Sono gasatissimo, ragazzi. Gasatissimo. Questa si chiude, questa fai così, a mo' di sustainer, diciamo. E poi abbiamo il big boy. Big boy. Abbiamo questo braccio telescopico, non è telescopico, scivola solo dentro questo canale. Si frena bene, ha dei buoni freni. Rotelline che ovviamente quando è appoggiato in verticale non toccano, appena fai leva tutto il peso passa sulle ruote. Spettacolo. E questo? Questa rimane. Vedete qua c'è questo groove, fa tac, va su, quindi oddio, qua abbiamo 3 scomparti con gli elastici. E questa si toglie, però di sicuro qua, raga, ci si possono mettere trapani e cose, o comunque martelli, tutta quella roba heavy duty. Certificato IP66, bellissimo. Non si può salirci sopra però con i piedi. Ora invece apriamo questi due pacchi che, come vedete, me li manda True Trees. E indovinate un po', è un altro laserizio. Sono sempre curioso di vedere le aziende che cosa si inventano e cosa riescono a implementare di cose strane. Questo laser nello specifico ha qualcosa che non ha nessun altro laser che avete mai visto. Apriamo subito i pacchi. Allora abbiamo questo. Ma come si fa? Qua c'è dell'imballo, c'è dell'ingegneria. L'hanno chiuso con la cattiveria. AO. Ok, l'ho aperto male. Però. Custodione, alimentatore e un anellino. Carta, plastica. Anellino lo mettiamo da parte, alimentatore, lo mettiamo da parte, e dentro l'astuccetto. Raga, questo qua è la pompetta dell'air assist, quindi alimentatore per questo. Qua dietro bucchetto di uscita, bucchetto di entrata, e qua rubinetteria varia, raccordi pneumatici. Ok, piedini antiscivolo. Sembrerebbe essere una cosa carina. Richiudiamo e passiamo
Ah, qua abbiamo scatolizio. Ma cosa succede qua? Abbiamo lo scatolizio nello scatolizio. C'è 3 scatole, giustamente. Scatola A, scatola B, scatola C. Beh, chi sono io per andare contro le lettere? Partiamo dalla scatola B. Ah, l'imballo. Madonna raga, mi sembra che ci sia un po' complicata qua la situazione. Foglio tutto in giappo China. Questi sembrano tutti sample da tagliare. Ah, però invece di darti il sample piccolo, ci fa una corda qua dentro. Ma cosa ci fa la corda? No, non so, sono curioso. Qua abbiamo alcuni pezzi, cavo di alimentazione. Ma qua c'è del packaging, pennellino, cavo, un sacco di viti, a differenza dell'Ortur qua. Mi sa che ci sarà da montare parecchio. Quarto asse, drag chain. Ah, schedine metalliche. Ma addirittura, raga, step motor sfusi. Ok. Comunque questo qua, occhiali standard, è sempre un laser con la potenza di 10 watt. La particolarità però di questo modello è proprio sull'asse Z. Avete sentito bene? Questo qua, a differenza dei suoi competitor, ho aperto proprio il pacco giusto. Ha l'autofocus, raga, vuol dire che ha un motore sull'asse Z, questo qui, tastatore autofocus, e lo fa abbassare e alzare con uno stepper piccolino. Questo cosa potrebbe comportare? Uno, meno sbatta sicuramente di fare l'autofocus, anche se non è mai stato un problema. L'altra è che probabilmente ha la possibilità di abbassarsi finché taglia, in modo da poter mettere sempre a fuoco e tagliare spessori maggiori. Bisogna assemblarlo e testarlo, non sono solo supposizioni le mie, ok? Oddio, quanta roba che c'è da montare. Questo non è che mi faccia troppo impazzire, vi dico la verità. C'è 3 scatole, non lo so, non mi sta facendo impazzire questa esperienza. Però alla fine brilluccichini. Oh, un bel manuale di 800 pagine. Ma ti mettono dentro di tutto, c'è anche un tronchetto di legno. Cioè, per fare i sample e i test, tronchetti di legno, pezzi di, non ti dico neanche che è ecopelle perché è rigido, tronchetti, le medagliette dei cani e dei gatti. Bah. Carini che ci hanno pensato. Oh, qui abbiamo l'alimentatore. Porca miseria. Vabbè, almeno i cavi passano. Orco can. E qua abbiamo la parte frontale con tutte le cose attaccate. Poi giuro che non c'è nient'altro. Ok, come potevo intuire, l'assemblaggio non è stata una delle cose più semplici di questo mondo. Ovviamente niente a che fare con l'Ortur che abbiamo visto l'altra volta, che aveva solo 4 viti. Non è stato niente di così eccessivamente complicato, ma comunque 40 minuti circa me li ha portati via. Prima di parlarvi dei soliti test che faccio con questi laser, vi dico un po' delle sue caratteristiche. Il modulo laser in questo caso ha una potenza di 10 watt, quindi utilizza sempre la stessa tecnologia del doppio diodo, che con dei specchi focalizza la potenza luminosa tutta in un solo punto. Il punto in questo caso ha una dimensione di 0,08 mm. L'area di lavoro è un altro plus di questo modello, che è 450 x 450 mm, più grande rispetto ai 400 mm standard che siamo sempre stati abituati a vedere. I materiali che può lavorare sono i soliti del laser a diodo, ovvero il legno, le plastiche, la pelle, può incidere i metalli, l'acciaio inossidabile lo può incidere, e può incidere anche l'alluminio, purché sia o colorato o anodizzato. La velocità di spostamento per le incisioni è di 10.000 mm al minuto. Per quanto riguarda invece la connettività, si può comandare ovviamente tramite PC o Mac, tramite Lightburn, tramite laser GRBL come al solito. C'è la possibilità inoltre di utilizzarlo con la sua app e mi sembra anche da remoto. Hanno inserito all'interno anche vari sistemi di protezione, tra cui il giroscopio interno. Cosa significa? Che se finché il laser sta lavorando voi lo urtate, questo si sposta o viene inclinato, il laser si blocca automaticamente. Davanti al fungo di emergenza, come potete vedere, e il sensore antincendio. Questo qua, rispetto agli altri che ho utilizzato, che ho trovato scomodo in alcuni casi proprio perché non avevano la possibilità di regolare l'intensità, come in questo caso, che qui dietro ha una piccola vite che si può regolare appunto l'intensità di questo sensore. Oltre agli occhiali in dotazione, ovviamente per proteggere i vostri bellissimi occhi, c'è qua davanti uno schermino protettivo che vi ripara dall'acqua.
laser, e anche qua davanti fatta della stessa identica plastica. Quella lì onestamente la trovo utile se qualcuno ha dei bambini a casa che vogliono sbirciare al di sopra del laser. Difficilmente secondo me per un adulto si abbassa per guardare da lì. Se utilizzate queste macchine regolarmente, io vi consiglio di comprarvi degli occhiali di protezione separati, perché quelli in dotazione non sono il massimo. Vi lascio qualche link sotto in descrizione. Finita la panoramica di tutte le caratteristiche del laser, arriviamo ai test che ho eseguito, che sono sempre gli stessi. Faccio un test di incisione e faccio un test di taglio con e senza air assist per vedere la differenza e soprattutto quanto è efficace nei modelli che testo. Il primo test che eseguo è sempre quello delle incisioni, per vedere quanto è preciso e per trovare un attimo il rapporto tra velocità e potenza. Mi ha dato un ottimo risultato perché a potenze basse dà dei buoni risultati, e anche a 9000 mm al minuto, comunque facendolo spingere quasi al massimo, ha sicuramente una buona resa. Test di taglio invece lo eseguo con e senza air assist, ovviamente se la macchina lo permette. In questo caso l'air assist è già predisposto, sia il tubicino che passa proprio dentro tutta la catena, dovete solo comprarvi a parte il compressore dell'aria. Avendo un modulo da 10 watt mi aspettavo questi risultati, anche se onestamente facendo il test con l'air assist mi aspettavo qualcosa di meglio. Comunque le performance migliorano perché riesce a tagliare di più. Mi aspettavo qualcosa di migliore anche dal punto di vista estetico, nonostante l'air assist lascia comunque degli aloni gialli di bruciatura. Nelle specifiche tecniche dicono che può tagliare fino a 15 mm di spessore. Io ho fatto un test con 10 perché non avevo altro materiale da 15 mm, sono riuscito a tagliarlo in 3 passate a 100 mm al minuto, ovviamente potenza 100%. Arriviamo a mio avviso alla parte più interessante di questo laser, ed è proprio il motivo che mi ha incuriosito per dargli un'occhiata e farvi questa recensione, che è l'asse Z con l'autofocus. Mi domando se ce n'era veramente bisogno di inserire in una macchina di questa fascia un autofocus. A mio avviso no, cioè è sicuramente una miglioria, è una feature interessante che ti semplifica il passaggio di mettere a fuoco, però utilizzare il blocchetto o le levette per mettere a fuoco non lo vedo così complicato, oltre che utilizzare quel sistema lì abbatte dei costi che qui abbiamo di produzione. Mi sembra più una mossa di marketing questa per fare qualcosa di competitivo rispetto a altri brand, onestamente. Sicuramente l'autofocus, l'asse Z che si alza, diventa interessante se si comincia a pensare come poter utilizzare il laser in una maniera un po' più creativa. Per esempio, se vi comprate online quelle testine rotanti che si utilizzano per i plotter da taglio, che tagliano il vinile, se avete presente, si stampa una bella staffa in 3D, glielo si monta e inviando il codice G-code direttamente da Lightborn, che ha questa possibilità, automaticamente trasformate il laser in un plotter da taglio per farvi tutti gli adesivi che volete. Sicuramente è una possibilità che sarebbe molto interessante approfondire. Altra cosa per cui sfruttarlo è sicuramente utilizzarlo agganciandoci un pennarello o una penna per riuscire a fare dei disegni, visto che può alzare la testina, si riescono a fare gran bei disegni, come mi è capitato di vedere online. Altrimenti una caratteristica che sarebbe interessante proprio per il laser è la possibilità di abbassare il modulo ad ogni passaggio, in modo da tagliare spessori maggiori e tenere sempre il laser a fuoco. Non ho trovato nessuna informazione né sul manuale né sul sito del produttore che indicasse questa possibilità. Sicuramente i più smanettoni di voi saranno in grado senza problemi di riuscire a fare questa cosa qua. Tutto sommato è sicuramente una macchina buona, modulo laser da 10 watt, area di lavoro grande, ti permette sicuramente di sbizzarrirti in tantissimi campi. Se siete interessati all'acquisto vi lascio il link ovviamente qua sotto in descrizione, insieme a un codice sconto di 100 euro che è valido fino al 25 dicembre, quindi ottimo per fare dei regali di Natale. Considerate che la pompetta dell'air assist viene venduta a parte e costa 100 euro, quindi se volete potete prendervi laser air assist con la pompetta in omaggio. Ah raga, finalmente siamo arrivati alla fine di questo giga ultra spacchettatega. Fammi sapere qua sotto nei commenti qualche altro utilizzo creativo per utilizzare questo asse Z. Come sempre io ringrazio i Patreon per il sostegno di questo programma e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.